Grazie per l'Associazione Librai Italiani Confcommercio, Paolo Ambrosini. Grazie Presidente, grazie onorevoli. Come associazione Ali Confcommercio siamo particolarmente lieti di questa opportunità che ci viene offerta di raccontare quello che è il nostro punto di vista su questi disegni di legge sulla promozione e sostegno della lettura. Negli ultimi anni quello che è avvenuto nel mercato, perché si è parlato ampiamente di mercato sin qui, è che al consumatore sono state offerte ampie possibilità per acquistare i libri a prezzi scontati. Se voi entrate in una libreria di catena, le offerte vi sommergono; se voi aprite un sito, le offerte vi sommergono; se voi entrate in una grande distribuzione, le offerte commerciali vi sommergono. Quindi in realtà il tema è le opportunità per acquistare il libro a prezzo agevolato oggi ci sono, e ci sono da molto tempo, ancora prima della legge Levi. Malgrado queste opportunità la lettura cala. Cos'è avvenuto dal 2011 ad oggi di significativo per dire che questa lettura, che può aver determinato un calo di lettura? Da un lato sicuramente un problema sul fronte dell'infrastruttura bibliotecaria, ma dall'altro è del dato che noi come Associazione Librai vorremmo un attimo sottolineare, è il calo della presenza delle librerie e delle cartolibrerie nel territorio. Dal 2012 al 2016 sono 2038 gli esercizi commerciali che hanno chiuso in Italia, librerie e cartolibrerie. E questo, secondo noi, è il dato significativo. Perché? Perché le librerie e le cartolibrerie sono, assieme alle biblioteche, le infrastrutture che lavorano anche per la promozione al libro e alla lettura. Tutti gli altri operatori commerciali che offrono il libro nel mercato si limitano all'esercizio della vendita. La libreria e la cartolibreria accompagnano la vendita con l'atto della promozione. Si va nelle scuole, si organizza festival, si organizzano presentazioni con gli autori, si organizzano dibattiti. Quindi la libreria e il libraio sono delle figure che svolgono quel doppio ruolo che io sempre, quando ho l'opportunità di raccontarlo, lo dico, che genera da un lato un valore economico e dall'altro un valore culturale. E quindi è forse qui il tema sul quale occorre porre l'attenzione rispetto all'oggetto della vostra legge, cioè la promozione al libro e alla lettura. La libreria è parte della promozione al libro e alla lettura, e quindi chiediamoci cosa ha determinato la chiusura delle librerie. Prima i colleghi hanno parlato della situazione mercato. Io vorrei entrare un po' più nello specifico per raccontarvi cosa vuol dire oggi fare librerie rispetto ad un settore che però diventa emblematico nella narrazione della dinamica commerciale. Il mercato della scolastica. Negli ultimi 20 anni la marginalità per la libreria si è compressa del 38%, siamo passati dal 25 al 15,50. Quest'anno un gruppo editoriale ha cambiato la condizione senza avvisare le librerie e l'ha portata al 14,30. Pagamento contanti, ritiro al magazzino indicato da loro. Cioè noi non abbiamo possibilità di dire guarda, mi riesce male fare 150 km e andare a prendere il pacchettino quando è pronto, magari mandamelo un po' più vicino. Non è possibile, non c'è discussione. Loro decidono, loro dispongono e tu ti devi adeguare. Voi capite che una contrazione in marginalità del 38% è di fatto esiziale per un'impresa commerciale, che deve poi rimanere su un mercato dove le offerte commerciali, sono state prima richiamate, sono tali per cui io come faccio a contrastare un'offerta commerciale dello scolastico al 30-35% che è cross merceologico quando il mio mix di offerta è solo il libro? Cosa do io in cambio al mio cliente se io ho solo i libri da offrire? Quindi se riteniamo, come io spero e come mi sembra di aver capito e colto dallo spirito dei lavori di questa Commissione, che la libreria sia parte di questo processo della diffusione e della promozione della lettura, dobbiamo necessariamente cercare di salvaguardare anche l'economia della libreria. Per questo noi chiediamo
che sul tema specifico della scolastica, quindi dei libri di testo in adozione, si è introdotto un aggio fisso minimo garantito per le aziende librarie del 20%, perché questo ci permette di ritornare nel mercato e di riportare le aziende ad aprire nei piccoli centri, perché quello che manca, vedete, in Italia è la rete delle librerie unitamente alle biblioteche, che è l'altra infrastruttura importante. 13 milioni di italiani senza libreria sotto casa sono un dato Istat 2016, quindi un dato sicuramente superato, purtroppo più di recenti non ce ne sono. Io l'altro giorno in assemblea, durante la mia assemblea, ho voluto usare un'immagine rappresentativa. Immaginiamo che tutto il territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, dove più o meno la popolazione nel 2016 era di 13 milioni, non avesse neanche una libreria, una cartolibreria, una fumetteria, uno spazio dove poter trovare un libro. Questa è la realtà dell'Italia. Allora, se poi guardiamo i dati della lettura, 2012-2016 meno 11%, 2012-2016 meno 12% librerie e cartolibrerie. Non è detto che i due dati siano necessariamente in stretta correlazione, però una qualche domandina io me la porrei come istituzione. Venendo poi velocemente al tema del tax credit. Noi il tax credit lo abbiamo salutato con enorme favore, lo abbiamo appoggiato, lo abbiamo sostenuto. Purtroppo poi nella sua declinazione pratica quello che è avvenuto è che il beneficio non è stato esteso a tutte le librerie e c'è un enorme bisogno che questo arrivi a tutte le aziende. Ieri la dottoressa Passarelli, chiudendo il suo intervento, ha appunto sottolineato come questa misura debba andare estesa a tutte le aziende. I criteri che sono stati adottati sono stati dei criteri che hanno cercato di tener conto anche delle dimensioni delle librerie e quindi di non fagocitare le piccole grazie al peso delle grandi. Però poi nella distribuzione finale è mancato un criterio di equa distribuzione, perché di fatto è rimasta l'attenzione troppo sul fatturato senza dare la possibilità effettivamente a tutti di beneficiarne, perché mettendo la soglia, creando un primo scaglione a 300.000 euro sul quale distribuire la cifra disponibile, di fatto abbiamo precluso la possibilità a tutte le altre aziende di potervi accedere. Vi faccio un esempio che diventa emblematico: Città di Verona, da dove io provengo, la nostra associazione da 10 anni, quest'anno è l'11° anno, organizziamo un'attività di promozione rivolta alle scuole. Sono circa 5.000 allievi che vengono ogni anno coinvolti in un progetto di lettura, 5.000 allievi che hanno in mano un libro, attenzione, 5.000 allievi che hanno in mano un libro. Ebbene, le librerie che lavorano su questo progetto sono fuori dal tax credit. Beneficiare del tax credit sono altre aziende che tendenzialmente rimangono ad attendere il cliente, che non sono coinvolte, che non si sono mai lasciate coinvolgere in questo tipo di attività. Secondo me anche qui un punto di domanda io lo metterei di attenzione, perché noi dobbiamo cercare di sostenere tutte le librerie, non dobbiamo fare un'operazione che discrimini tra buoni e cattivi, perché è un'azione che come sempre poi fa male effettivamente al mercato. L'altra cosa importante, visto i numeri che vi ho citato, è chiaramente che ci siano delle misure a sostegno dell'apertura di nuove librerie e all'innovazione delle librerie. Noi abbiamo una nostra scuola di formazione che da 13 anni offre la possibilità a chi vuole aprire una libreria di avere un percorso strutturato che ben li inserisca nel mercato, che gli dia l'opportunità di arrivare consci di cosa vuol dire aprire una libreria. E infatti vi dico che molti che arrivano con dei sogni poi concretamente si rendono conto che una cosa è il sogno, una cosa è la realtà. Ebbene, il mio cruccio, il cruccio dell'Associazione Librai, è che noi non abbiamo degli strumenti a livello nazionale che possano permettere di accompagnare questi colleghi
nei primi 3 anni, e noi come scuola saremo pronti perché abbiamo dietro la direzione scientifica della Ca' Foscari, economia e management, abbiamo la Sapienza, l'Università La Sapienza, ma abbiamo soprattutto fior di colleghi che sono nel mercato e quindi sanno cos'è il mercato. Siamo pronti ad accompagnarli questi allievi, però ci vorrebbero delle misure concrete anche di aiuto, pensate a livello nazionale, perché se ci disperdiamo nella grande rete del sistema regionale, che pure esistono degli strumenti a sostegno del commercio, diventa però un po' difficile. C'è bisogno proprio di una misura specifica che tenga conto della duplicità della libreria. Libreria è sì commercio, ma anche promozione del libro alla lettura. Noi non possiamo andare su quelle linee di finanziamento che sono dedicate esclusivamente ad attività commerciali, perché proprio tutta la parte di promozione del libro alla lettura, che è una parte che ha una componente di costi che non rientrano immediatamente, che non rientrano immediatamente con la conclusione dell'evento, ma è una semina che si fa, richiedono evidentemente degli strumenti di accompagnamento da parte delle istituzioni. Grazie. Passiamo alla parola